Allora, per il giovinazzo siamo qui con Xavi Rubio, ce l'avete messa tutta a poter portare a casa la prima vittoria qui al Palapanzini, ma degli episodi non ve l'hanno consentita. Sì, sicuramente abbiamo fatto un'ottima prestazione, però contro squadre di questa classifica qua, comunque loro sono in classifica, sono terzi, si vede nella cattiveria che ci mettono, nella cattiveria agonistica soprattutto, sono una rosa più lunga e comunque se sono lì c'è un motivo, però abbiamo perso per errori nostri. Il primo gol non eravamo ancora nella partita, anche gli ultimi due gol abbiamo difeso male, quindi non bisogna cercare alibi, ma bisogna fare ognuno un esame di coscienza, sapere dove abbiamo sbagliato, dove ha sbagliato ciascuno e andare a Monza a vincere. Appunto, come dicevi, bisogna iniziare adesso già dalla trasferta di Monza, poi c'è il Breganze qui da noi in casa il 3 marzo verrà qui a disputare, sono tutti scontri diretti, ormai le più forti le avete affrontate, ma nessuna delle più forti che è venuta qui ha avuto vita facile. Siete sempre riusciti ad alzare la testa e a ripartire. Peccato per i due tiri liberi sbagliati questa sera, c'era la possibilità di pareggiare, però purtroppo siamo sfortunati in quei tiri liberi. Sì, ormai non la chiamerei sfortuna, la fortuna si cerca o non si cerca, poi a volte ti viene data per caso, ma non penso siano episodi di fortuna o sfortuna. Quello che dici te, anche nel girone d'andata, quando c'era un'altra squadra, ma comunque era sempre Giovinazzo, hanno fatto delle ottime partite o abbiamo fatto delle ottime partite contro squadre di più alta classifica, diciamo, e poi contro squadre che pensavamo di essere a livello loro, comunque il risultato è stato più ampio che contro quelle in teoria più forti, quindi bisogna metterci in testa che ogni partita è una battaglia, bisognerà sudare fuoco e fiamme per portare a casa 3 punti e non bisogna pensare a Breganza, bisogna pensare intanto a noi stessi, poi alla partita che c'è sabato che è col Monza, il Breganza verrà. Puniti questa sera da un giovinazzese, Domenico Illuzzi, sabato prossimo abbiamo di nuovo un incontro contro un giovinazzese, mister Tommaso Colamaria. Sì, vabbè, Domenico è stato un grande giocatore, stasera purtroppo era in serata e l'abbiamo anche noi messo nelle condizioni di farlo essere in serata. Comunque complimenti a Domenico, sta facendo una grande stagione. Niente, bisogna ripartire da domani, anche da stasera, con la testa subito a Monza, perché ci servono i 3 punti e li vogliamo. Grazie. Grazie a voi.